il Papa. Il Dio non vuole che il Papa picchi moglie per non mettere a sto mondo altri papetti. Se no, i cardinali, i poveretti, gli resterebbe un cazzo da raccogliere. Ma il Papa, genio suo, può legare e sciogliere tutti i nodi lenti e quelli stretti. Ci può scomunicare, fa benedetti e dacci a tutti, in dove coglie. E inoltre a questo che lui scioglie e lega, porta tu chiave per darci l'avviso che qua lui opre e lui serra la bottega. Quel treregno che poi pare un sorpriso, vuol dire che lui comanda e se ne frega al mondo, in purgatorio e in paradiso. Questa è, ci sono tante interpretazioni del treregno, quelle tre corone. Una è proprio una di queste, andate a vedere su Wikipedia, oggi si trova tutto su quelle cose lì, no? Uno non c'è manco tira fuori il volumone del CV, pesa 4 kg e lo vede così con un clic. Una delle interpretazioni è che le tre corone sono la chiesa militante sulla terra, la chiesa purgante dopo la morte e la chiesa trionfante nella ricompensa nel paradiso. Quindi quando dice che comanda e se ne frega al mondo, il purgatorio e il paradiso è testuale.